Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Giorgia Meloni a Palermo nel giorno in cui la DDA stringe il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce. Così la Premier che annuncia altri fondi e l'arrivo di forze dell'ordine e il supporto dell'esercito. Un libro mastro delle intimidazioni assieme al tentativo di estorsione contro la Sicily by Car, tra gli elementi dell'operazione dei Carabinieri che ha portato a 22 provvedimenti cautelari per mafia ed estorsione. 7 degli indagati erano già in carcere. Il mostro era in giro e i Carabinieri sapevano della pericolosità e delle intenzioni dell'omicida. Parole durissime quelle della figlia di Lino Guarrera, assassinato a riposto dal fratello. Convalidato il fermo dell'omicida all'autopsia mercoledì. Un 38enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale al culmine di una lite ad Aci Buonaccorsi. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita. In arrivo anche in Sicilia l'ondata di caldo africano eccezionale, stavolta con temperature oltre i 40 gradi, massima allerta per rischio incendi. Il padre lo sognava ragioniere, ma lui voleva vivere di musica e comicità. Enzo Iacchetti si racconta a Modica, con il suo stile ironico e irriverente ha presentato la sua autobiografia dal titolo 25 minuti di felicità. E poi il calcio, in Trentino Alto Adige il Palermo prosegue la preparazione precampionato. Il difensore Bani punta a una stagione di riscatto sul mercato fase di stallo per Rao. Parole al campo, iniziata oggi per il Catania la prima fase del ritiro che si terrà al Massimino. Primi allenamenti agli ordini di mister Longo, ancora da definire il programma delle amichevoli. Dunque, bentrovati. Giorgia Meloni a Palermo nel giorno in cui la DDA stringe il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Il malaffare troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce. Così la Premier che annuncia altri fondi e l'arrivo di forze dell'ordine e il supporto dell'esercito. Manlio Viola. È chiara e diretta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Palermo, proprio nel giorno in cui i Carabinieri stringono il cerchio intorno agli uomini del racket del pizzo che da novembre sono tornati a terrorizzare la zona nord-ovest della città e l'immediata provincia. La Premier, arrivando in città, aveva deposto una corona di fiori alla stella di Capaci in autostrada, sul luogo che ricorda la bomba che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti e la loro scorta. Poi è arrivata in prefettura, dove ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio. In seguito ha annunciato la possibilità di dispiegare anche unità dell'esercito, modificando le leggi che regolano l'operazione Strade Sicure per sostenere le forze dell'ordine e l'arrivo di ulteriori risorse economiche. Ai 9 milioni di euro che sono stati già assegnati a Palermo e ai comuni dell'area metropolitana se ne aggiungeranno altri 6 e sono chiaramente risorse molto preziose che servono a finanziare i progetti di sicurezza urbana e di potenziamento dei presidi sul territorio. Dopo il comitato, Meloni è andata a Palazzo Jung, dove ha scoperto la teca con la croma bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, che resterà esposta al Museo del Presente della Fondazione Falcone. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano che va, dal mio punto di vista, onorato con i fatti. Al termine della cerimonia in serata, la Presidente del Consiglio partirà direttamente da Palermo per il Qatar, diretta a Doha, dove parteciperà ai funerali dello sceicco Al Thani programmati per la giornata di domani. Dagli ordini inviati dal carcere con un cellulare clandestino al tentativo di estorsione contro la Sicily by Car, fino al libro mastro delle intimidazioni nelle carte dell'operazione antimafia. Di oggi emergono nuovi particolari sulla rete di intimidazioni che ha colpito Palermo e la sua provincia. Roberta Lunghi.
L'importante è che bruci tutto. È uno dei messaggi che, secondo gli investigatori, Salvatore Verga inviava dal carcere di Trani ai suoi uomini per organizzare gli attentati che per mesi hanno terrorizzato commercianti e imprenditori tra Palermo e provincia. È uno degli elementi emersi dall'operazione dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato a 11 fermi per mafie ed estorsioni, gestite secondo l'accusa anche dal carcere, e al coinvolgimento complessivo di 22 persone, 7 delle quali già in carcere, in un'inchiesta che riguarda anche il traffico di droga. Tra gli episodi contestati, il tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della Sicily by Car. Secondo gli inquirenti, il gruppo aveva preso di mira la sede dell'azienda di Carini. Dall'analisi dei telefoni sequestrati, i carabinieri hanno ricostruito gli ordini impartiti dal carcere, il reclutamento degli esecutori, il furto dell'auto usata per l'attentato e il pagamento finale. Verga continuava a dirigere il gruppo, dunque grazie ai cellulari introdotti illegalmente in cella. Sul telefono di uno degli indagati il suo contatto era stato salvato con l'emoticon di 2 bombe. Le intercettazioni ricostruiscono il tariffario delle intimidazioni: 400 euro per incendiare un'attività commerciale, 200 per rubare l'auto da utilizzare negli attentati. Nella cella di Trani trovato il libro mastro delle estorsioni con l'elenco delle attività commerciali da colpire e le somme richieste. A completare il quadro investigativo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, secondo il quale il gruppo disponeva anche di un arsenale di armi fatto arrivare dalla Puglia. La società civile tira un sospiro di sollievo dopo gli arresti degli autori delle intimidazioni e danneggiamenti. Palermo è cambiata e non si piega, dicono gli imprenditori. Manlio Viola. Lo Stato è presente e il risultato di oggi lo dimostra. È il messaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'operazione dei Carabinieri, che ha svelato la banda delle estorsioni e le nuove leve del racket che volevano riprendere il controllo da Tommaso Natale fino a Capaci. In Italia non c'è spazio per l'impunità, dice chi sbaglia ne risponde davanti alla giustizia, e questo è ciò che permette ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni. È un coro unanime di plauso quello che si leva dal mondo politico. Ci sono il presidente della regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i capigruppo di Fratelli d'Italia in antimafia Raul Russo, in commissione giustizia Carolina Varchi, ma soprattutto c'è la società civile, ci sono i sindacati. Patrizia Di Dio, la presidente di Confcommercio, che proprio oggi aveva fatto partire l'assistenza alle imprese taglieggiate, plaude e ribadisce l'impegno della sua associazione. Un messaggio chiaro e forte arriva da Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. La Sicilia non si china più, la Sicilia reagisce. E quindi a questo punto devo dire un plauso enorme a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, il DDA, che ha pazientemente messo insieme questo puzzle e alla fine oggi ha regalato alla Sicilia un risultato. Un sospiro di sollievo per le aziende prese di mira, come conferma Davide Testaverde, titolare del ristorante Al Brigantino, uno di quelli presi di mira a colpi di Kalashnikov. Chi ancora è sotto scacco, adesso è il momento di poter alzare la testa e denunciare. Ricordo sempre la stessa frase: tutti uniti possiamo veramente sconfiggere questa mafia. Palermo sembra veramente cambiata. E le mie congratulazioni alla Procura di Palermo e alle forze dell'ordine per aver fermato con l'operazione antimafia di questa mattina la banda di criminali che con intimidazioni e attentati a colpi di Kalashnikov ha terrorizzato la città. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Caracolici. Il carcere è una groviera, il governo prenda atto di un'emergenza, ha aggiunto poi Caracolici. È insopportabile che negli istituti di pena si possa esercitare il comando attraverso il telefonino, diventato quasi obbligatorio come le posate per mangiare. Il governo deve garantire che le carceri tornino ad essere luoghi di isolamento ristretto all'esterno. È riposto e sotto shock per la morte di Lino Guarrera, assassinato in strada dal fratello. Al TG Sicilia la figlia della vittima, il mostro era in giro, i carabinieri sapevano della pericolosità e delle intenzioni dell'omicida. Tonino De Mano. All'improvviso vedo che lui si avvicina al mostro. Mio padre mi dice: Marica, vattene a casa. Io ho detto no, non me ne vado. E allora ho visto che lui sfilava il coltello davanti alla bottega della frutta e ho corso verso di lui. Non so dove mi è venuto questo coraggio. Io volevo salvare mio padre, non volevo farlo arrivare da mio padre.
sono andata sopra di lui, che mi ha tagliato, mi ha spinto, mi ha strattonato, sono piena di lividi. È lo straziante racconto di una tragedia annunciata, la voce rotta, il volto segnato dal dolore. Marica, figlia di Lino Guerrera, imprenditore ittico assassinato dal fratello a colpi di taglierino a riposto, non si dà pace ed invoca giustizia. Il mostro era già andato dai carabinieri un paio di giorni fa, qualche giorno fa, a preannunciare che avrebbe fatto una tragedia, una strage. I carabinieri, il maresciallo è andato da mio padre, l'ha informato e ha detto: a Natale stai attento, che tuo fratello ha brutte intenzioni. Mio padre ha solo risposto: maresciallo, io che devo fare? Sono qui tutti i giorni a lavorare. Ha cercato in tutti i modi di salvare il padre dalla furia omicida dello zio Giovan Battista Guerrera, è corso in pescheria ma non ha potuto evitare la mattanza familiare. Restano le ferite sulle mani ed un inconsolabile dolore. Ha chiamato a casa mia mamma e ha detto: c'è mio fratello che fa come un pazzo, sicuramente succederà qualcosa, chiama i carabinieri, perché mio padre non li chiamava. A terra in via Federico Cafiero, teatro dell'uccisione, c'è una piantina, mentre davanti alla pescheria che si affaccia sul lungomare c'è un via vai di persone che si fermano, guardano e ricordano Lino, definito uomo buono ed instancabile lavoratore. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. E resta in carcere Giovan Battista Guerrera, appunto, che sabato ha ucciso il fratello fuori dalla pescheria in via Duca del Mare a riposto, conferiti gli incarichi ai medici legali. Mercoledì l'autopsia sul corpo della vittima. E un 38enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale di 34 anni al culmine di una lite ad Aci Buonaccorsi. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio. La vittima è adesso ricoverata ma non è in pericolo di vita. Roberta Lunghi. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 38enne albanese ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 34 anni avvenuto ieri pomeriggio ad Aci Buonaccorsi all'interno di un chiosco bar. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio che, dopo aver sentito le urla dei passanti, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire. Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite per futili motivi. Il 34enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace, all'addome, al collo. La vittima è ricoverata in prognosi riservata in un ospedale catanese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno recuperato un coltello a serramanico con tracce di sangue ritenuto l'arma utilizzata nell'aggressione. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Catania, Piazza Lanza. È in arrivo anche in Sicilia un'ondata di caldo eccezionale che farà salire le temperature oltre i 40 gradi. Domani a Palermo allerta arancione per rischio incendi. Emanuela Corsi. La Sicilia si prepara a vivere una delle settimane più calde dell'anno. Una massa di aria calda proveniente dal deserto del Sahara si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale, determinando così una severa ondata di calore che colpirà l'intera isola a partire dalle prossime ore. Nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, avremo delle temperature massime che lungo le coste si attesteranno tra i 33 e i 36-37 gradi, però accompagnate da alti tassi dell'umidità relativa, mentre sulle aree interne si toccheranno picchi anche di oltre 40-42 gradi, in particolare sulla piana di Catania, sulle aree più interne del Nisseno, dell'Agrigentino, del Palermitano. Temperature roventi di giorno, ma anche notti tropicali, con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i 26 gradi. Il caldo ci accompagnerà fino al fine settimana e probabilmente per una svolta dovremo attendere l'inizio della prossima settimana. Massima allerta per il rischio incendi. Già nelle scorse ore alcune zone dell'isola sono state colpite dalle fiamme alimentate dal vento di scirocco. La provincia più flagellata è Palermo, dove i roghi hanno interessato la macchia mediterranea e le campagne di Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Partinico e Villafrati. Nel catanese fiamme in un'area compresa tra la zona industriale e Vaccarizzo. Roghi anche a Siracusa, nel centro abitato in viale Santa Panagia e in via Antonello da Messina, evacuate alcune abitazioni.
E un uomo è morto in contrada Paolini sulle alture dell'entroterra di Marsala, a quanto pare in conseguenza di un incendio di sterpaglie. Non è chiaro se l'incendio è stato appiccato dalla vittima o da altri. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si attende il parere del medico legale incaricato di effettuare gli accertamenti previsti per stabilire le cause esatte del decesso. E ad Agrigento il quartiere di Maddalusa continua ad avere sete. La Regione convoca un tavolo tecnico in prefettura, ma resta il nodo delle case abusive. Davide Sarto. 2 mesi senza acqua. A Maddalusa, quartiere residenziale alla periferia sud dell'Agrigento, l'emergenza continua e ora si cerca una soluzione. Sul tavolo non c'è soltanto il ripristino dell'erogazione idrica, ma anche la regolarizzazione urbanistica di molte abitazioni. Alcuni immobili, pur pagando i tributi e usufruendo di servizi come energia elettrica e fibra ottica, sono in parte abusivi. Una situazione che rende ancora più complessa la vicenda. Solidarietà ai residenti arriva dall'arcivescovo Santo Damiano e da Don Marco Damanti, che chiedono risposte rapide e interventi concreti. C'è l'obbligo da parte dell'azienda AICA, l'obbligo ai cittadini, a tutti, di fare anche i contratti idrici nelle zone non servite dal laccio idrico e fognario, quelle zone lontane dai centri urbani, cosiddette zone di campagna, quelle zone dove non c'è allaccio idrico e fognario per colpa e causa dei comuni che ancora dopo tanti anni non hanno pensato al piano urbanistico e quindi non è colpa della gente. L'attenzione è ora rivolta al vertice convocato mercoledì in prefettura con il direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina, il sindaco Michele Sodano e i vertici di AICA. L'obiettivo è individuare una soluzione che riporti l'acqua nelle case degli abitanti di Maddalusa, affrontando anche gli aspetti urbanistici che incidono sulla vicenda. A Catania confronto tra gli associati di Confcommercio e l'amministrazione comunale sul nuovo regolamento dei Deor. I ristoratori chiedono controlli, anti-abusivismo, sburocratizzazioni e parcheggi. Luca Ciliberti. Un confronto schietto diretto tra i ristoratori e l'amministrazione comunale per smussare gli angoli e trovare nuovi punti di incontro. L'occasione è il tavolo organizzato da FIPE e Confcommercio sul nuovo regolamento dei Deor, approvato in Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno. Ma la discussione gira subito sullo stato dei pubblici esercizi in città, con imprenditori costretti a inseguire i clienti, divincolandosi tra i problemi di sempre: burocrazia, parcheggi e controlli. Tutto si basa su una ricerca di equilibri che stiamo trovando e noi continuamente ci confrontiamo con la città, con le associazioni di categoria, con chiunque ci può dare un contributo, perché non abbiamo la pretesa di essere dalla parte della ragione. Eppure quello dei Deor, che di fatto non sono altro che gli spazi all'aperto che consentono ai locali di ampliare la superficie commerciale, è un tema affrontato da anni. Nella giungla di verande, tettoie e ombrelloni improvvisati, l'amministrazione ha voluto mettere dei punti fermi. Oggi i ristoratori chiedono soprattutto controlli puntuali e precisi. Per esempio, io vi dico, uno dei tanti chioschi o i panifici che mettono i tavoli fuori, naturalmente non viene più tollerato, e allora questo l'amministrazione l'ha capito e speriamo che avremo una serie di leggi uguali per tutti. Non è un'azione repressiva, è un'azione di controllo, laddove poi la sanzione diventa lo strumento per esigere il rispetto della regola violata. Questo è inevitabile che accada in qualunque consesso urbano, in qualunque consesso civile. Sulla pedonalizzazione di Piazza Castellursino poi l'amministrazione non torna indietro. Se qualcuno pensa che noi possiamo tornare alla sosta selvaggia, che noi possiamo tornare ai parcheggiatori abusivi, alle persone che impennavano, ai ragazzini che impennavano sulla piazza, per non dire attività criminali ancora peggiori, su questo mi troverà sempre ostile. A Catania oggi, a Palazzo degli Elefanti, 22 nuovi agenti di polizia locale hanno prestato giuramento, che vanno ad aggiungersi ai 200 già immessi in servizio. Le nuove assunzioni, 4 a tempo indeterminato e 18 per un biennio, rese possibili con i finanziamenti ministeriali. Enzo Iacchetti si racconta a Modica presentando la sua autobiografia, 25 minuti di felicità tra emozioni, successi e un filo di malinconia. Veronica Barbarino.
Il padre lo sognava ragioniere, ma lui voleva vivere di musica e comicità. E così è stato. Enzo Iacchetti si racconta a Modica, ospite del Festival Letterario Scenari. Con il suo stile ironico e irriverente ha presentato la sua autobiografia. Dal titolo 25 minuti di felicità, con ironia, emozione e voglia di guardare avanti, mostra come dietro ogni sorriso si nasconda una storia da raccontare e un sottile filo di malinconia. La malinconia fa parte della creatività. Se fai un lavoro creativo e magari non ti viene nulla di creativo, diventi malinconico, allora cominci a osservare le cose e con un po' di sentimento tutto diventa più semplice. Nel libro trovano spazio le grandi soddisfazioni della carriera, ma anche le cadute, affrontate e superate con la tenacia di Rocky Balboa. Ci sono gli affetti più cari, gli amici, gli amori, la passione per la politica, sempre dalla parte dei più deboli. E tra i ricordi più divertenti raffiora anche l'esperienza al Maurizio Costanzo Show, con le celebri canzoni corte, diventate uno dei suoi marchi di fabbrica. Io faccio la canzone, incomincia qua, e prima o poi arriverà a metà, inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Un libro che invita a vivere ogni minuto con autenticità, perché anche se il tempo a disposizione è solo mezz'ora di fronte all'immensità dell'universo, può essere sufficiente per lasciare un segno. Adesso una breve pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, prosegue la preparazione del Palermo in ritiro. Per Bani deve essere la stagione del riscatto, sul mercato fase di stallo per Rao. Marco Gullà. Prosegue il lavoro del Palermo in Val Gardena con il tecnico Inzaghi che prosegue col gruppo a disposizione le prove tecniche del suo nuovo 4-2-3-1. Tra palestra e allenamenti più intensi, la squadra rosanero scioglie i muscoli e lavora per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B. È normale che crei delle aspettative, come è giusto che sia per una squadra importante come il Palermo, quindi ne siamo consapevoli, vogliamo fare un campionato molto importante, secondo me, comunque, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto, perché a quanto pare non è bastato, come dimostrano i fatti, quindi sappiamo bene quali sono gli obiettivi nostri e quelli della nostra gente, e siamo pronti, ci prepareremo per quello e insomma siamo convinti di tutto ciò. Mercato, i tempi potrebbero allungarsi per Rao che andrà in ritiro con il Napoli dal 17 luglio e verrà visionato da Allegri. Il Palermo resta fiducioso, consapevole del fatto che dovrà pazientare ancora un po'. Per Compagnoni invece c'è un'intesa con il Venezia. Per il ruolo di centravanti resta il gradimento del club rosanero per Moreo, tra l'altro molto gradito a Inzaghi. Il Pisa però vorrebbe le Duaron. Uscite, Corona è destinato alla Virtus Entella, Di Bartolo all'Altamura, mentre su Vacic c'è l'interesse di Vicenza, su Tirol e Padova e poi anche Sampdoria. Sugli altri esuberi il mercato resta in stallo. Inizia oggi per il Catania la prima fase del ritiro che si terrà al Massimino, primo allenamento agli ordini di mister Longo, da definire il programma delle amichevoli. Tonino De Mana. Dopo le presentazioni del DS Varrà e del tecnico Longo, la parola passa al campo, con il Catania che ha iniziato la prima fase del ritiro precampionato in sede per poi proseguire dal 27 luglio al 7 agosto a Norcia in Umbria. Il nuovo tecnico porta con sé un programma consolidato ed approntato da tempo, con una colazione condivisa tra giocatori e staff, un modo per compattare il più possibile il gruppo. La novità, è stato detto anche in conferenza stampa, è che ci sarà una maggiore presenza del settore giovanile, con diversi giocatori provenienti dal vivaio che verranno arruolati alla prima squadra. Al gruppo al momento non si è aggregato il centrocampista Aloy, che ha bisogno di effettuare ulteriori accertamenti per capire se veramente l'infortunio della passata stagione è alle spalle. Telefoni roventi per Varrà, che ha intavolato una serie di trattative che potrebbero essere concretizzate nelle prossime ore. Tanti nomi accostati al Catania che sicuramente cambierà volto in tutti i reparti. In uscita, Casasola può considerarsi, a meno di clamorose novità, un giocatore dell'Union Brescia, mentre Luperini è corteggiato dal Cosenza. Sondaggio del Casarano per Caturano. Per
questa edizione, nessun altro aggiornamento. Grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.